posto. Buonasera a tutti. Iniziamo questa notte occitana, anzi l'ha già iniziata Simone Lombardo con una creazione musicale e proseguiamo adesso con un'intervista di Matteo Rivoira, Università di Torino, con Monica Longobardi dell'Università di Ferrara. Siamo molto contenti di averli con noi stasera perché sappiamo quanto è importante il lavoro sulle lingue all'interno delle università e tutti e due, sia Matteo a Torino che Monica a Ferrara, stanno facendo un ottimo lavoro in questo senso, quindi siamo veramente felici di ospitarvi in questa Premio Stana Scrittura in Lingue Madri online e speriamo nel tempo di continuare con voi il lavoro che abbiamo intrapreso. Buonasera. Buonasera, grazie Ines, per me è un piacere essere qui è introdotto da Ines e a mia volta soprattutto introdurre Monica Longobardi che verso la quale nutro un debito di riconoscenza perché mi ha incitato a lavorare su aspetti che il dialettologo in genere trascura, cioè la produzione artistica di una lingua, e quindi mi ha avviato lungo questa via. Ma come ci è arrivata Monica Longobardi lungo questa via? Se noi andiamo a guardare il suo curriculum all'Università degli Studi di Ferrara, tutti noi abbiamo dei curricula online, scopriamo che sostanzialmente è un classico, per quanto molto ampio, curriculum del filologa romanza tradizionale. Nasce con una tesi sul Trovatore, affronta il francese, ma è latinista. Il curriculum non è aggiornato perché parla solamente di un'opera, mentre tu hai appena tradotto anche Apuleio, quindi insomma cose non solo satiriche, con cose importanti. Affronta anche il romeno e quindi insomma una formazione a tutto raggio ma classica, e noi sappiamo bene che la filologia romanza in Italia è un ambito scientifico che è relativamente poco interessato alla linguistica nel senso della romanistica europea, ma soprattutto per quanto riguarda le manifestazioni letterarie è in qualche modo confinato al Medioevo. E tu invece a partire da alcuni anni hai sostanzialmente allargato la prospettiva e secondo me ti chiederei di fare qualche considerazione su questo tuo percorso, perché in fondo è il motivo e l'antefatto che ci porta quest'oggi a parlare di Max Lucchetta. Quindi ti lascerei la parola su questa questione. Sulla preistoria, diciamo, no? di questo mio ultimo interesse. Ma dunque, se uno poi si interroga, trova anche degli indizi o dei presagi molto, molto remoti. Fra questi metto l'acquisto di un libro che poi doveva diventare molto importante e di una studiosa che doveva diventare decisiva per questa svolta. Acquisto fatto quando ero ventenne, qui si parla veramente del 200, perché siamo nel Medioevo, della letteratura occitanica moderna, questo libro, ecco, edizione del 70, e quindi un libro che comprai evidentemente per i miei interessi già eclettici, ma mi fu fatto capire che non mi sarebbe servito e che quindi poteva rimanere chiuso, ecco, perché la nostra strada, quella della filologia così ortodossa, non avrebbe mai incontrato questo libro. E io obbediente l'ho fatto, obbediente come si è a 20 anni, ma dopo l'obbedienza un po' si perde nel tempo. E quindi, sì, come hai detto te, ho frequentato vari argomenti, sempre nell'ambito della filologia romanza. Negli ultimi 10 anni mi sono spostata verso una fase più contemporanea, attraverso il cavallo di Troia, diciamo, delle riscritture del Medioevo. Questo una decina di anni fa, ma non ancora sull'occitano, ma ho cominciato con la riscrittura, mi ero imbattuta evidentemente, della riscrittura che Vasquez Montalbán fece delle Reche d'Enid di Chrétien de Troyes, e ci dette una tesi molto bella che poi è stata pubblicata proprio sul sito di Ines, e la ringrazio sempre per questa ospitalità.
Quindi, come vedete, pian pianino mi ero spostata verso le riscritture, il Medioevo, la posterità del Medioevo. Questo sicuramente, il primo passo. Poi nel 2015, e tutti e due non ce lo ricordiamo, e questo è grave, sia Fausta Garavini che io, dico: ma come ci siamo conosciuti, come ci siamo incontrate? Sicuramente io lessi, però insomma non ricordo perché, questo libro, che è il suo libro, L'Emperi del Giusuleu, che è insomma la sua tesi, ora sarebbe una tesi così ultrascientifica, e quindi evidentemente mi ero spostata su Mistral, non saprei. Fatto sta che nel 2015, ecco, veniamo all'incontro, ho invitato Fausta Garavini a Ferrara. Fausta Garavini mi ha regalato il suo libro, e qui veniamo anche un po' ai gesti che nella mia vita sono significativi, cioè a dire il dono. Anche nel libro che poi ho scritto dico che per me il dono di un libro è esatto, il dono di un libro è come un'investitura. Questo addirittura lo faceva la mia mamma quando ero piccola, e mi dava da leggere dei libri sicuramente inappropriati, quelli che lei leggeva, ma io mi sentivo responsabile di questo gesto, e mi regala quasi così il passaggio del testimone. E così i libri, così le persone sono importanti negli interessi, nelle vite delle persone. E allora io ho cominciato a sterzare, sono stata traviata, ed è bello a 60 anni essere traviati, ormai non ti considera più nessuno, e invece c'è stato veramente questo passaggio del testimone. Soltanto dovevo costruire tutto, dovevo costruire la mia formazione, che era, insomma, partiva da zero, una biblioteca che partiva da zero, quindi comprando dei libri che le bibliotecarie, insomma, avevano difficoltà a trovare. Chiesi, mi ricordo, la Misericordia di Gardì, che mi mandò un nucleo di libri, e poi, insomma, a costruire pian piano un percorso necessario. Ho aperto questo insegnamento che si chiamava Fortuna delle letterature romanze, anche lì un po' un cavallo di Troia, perché si chiamava delle letterature romanze, ma poi di fatto io parlavo di occitano, e ho cominciato, forse anche un po' così temerariamente, a parlare di questa letteratura, naturalmente partendo da Mistral, del poema del Rodano, e vedendo anche i miei ragazzi come reagivano. Direi molto bene, perché le tesi degli ultimi 5 anni me l'hanno chieste soprattutto su questo settore, e sono state anche tesi molto, molto belle, insomma, alcune, le migliori naturalmente, sono state pubblicate. E poi mi sono spostata verso il Novecento, ecco, sempre un po' studiando a mia volta, perché naturalmente non si finisce mai di studiare e di imparare. E poi veniamo al 2018, ho deciso quindi di consacrare un po' questi studi con un convegno internazionale. E è stato molto bello, forse il significato che è stato per me, non so se per gli altri, l'incontro, insomma, l'incontro con questi studiosi occitani che sembravano così lontani. Nel frattempo però avevo fatto qualche viaggio, perché io sono ancora all'antica, devo andare nei posti, devo visitare le case degli studiosi, vivi o morti che siano. Devo dire che visito anche i cimiteri, mi piace anche il fascino del romantico dei cimiteri. Insomma, ho fatto qualche viaggio, grazie a mio marito che mi porta, povero, in tutti questi pellegrinaggi, e quindi nel frattempo ho costruito anche dei rapporti umani che sono il lievito delle cose. E quindi poi a questo convegno ho invitato anche il giovane Rivoira, proprio perché volevo che non fosse il cimitero degli elefanti, che le generazioni si parlassero, si incontrassero,
che più competenze, letterati, perché c'era anche Gagnaire, ricordi, e Casanova, che naturalmente è un critico, ma è anche un poeta, che vi posso dire, c'erano anche delle persone più giovani, Estelle, insomma volevo che fosse una cerniera fra competenze e persone, e penso che sia venuto molto bene. Ora stiamo curando gli atti, anzi stanno uscendo fra poco, insomma. Questo è stato un percorso, quindi ce l'ho fatta in pochi anni a mettere su questo corso che così 5 anni fa era veramente di là da venire e da immaginare. Sempre con l'appoggio di Fausta Garavini, poi sono venuta ad Ostana, sempre nei miei viaggi così della speranza, quindi dal 2017 sono venuta ad Ostana, quindi ho conosciuto la vostra realtà. Che vi posso dire? Insomma, bisogna attivare tanti canali professionali, umani, e poi ho deciso anche di scrivere, e poi ne parleremo, questo libro, perché ha un taglio più divulgativo, insomma di alta divulgazione, perché non credo che venda proprio nelle edicole, ma insomma questo libro che era un po' la somma di quello che avevo fatto, ma in una maniera, con una leggibilità diversa, cioè che non fosse solo accademico. Ecco, ed ora siamo qua a parlare. Sì, mi sembra una parabola molto, parabola no, in realtà una curva, perché la parabola poi scende, non vogliamo invece immaginare questo decorso, molto interessante e molto anche emblematica di come si può costruire un progetto intorno a quella che è una passione, ma che è una passione, come dire, scientifica, non un'occasione così. E quindi da un lato la costruzione di un corso con il coinvolgimento degli studenti, nel nostro ambiente, lo sai anche tu, è tutto un parlar male degli studenti che non sono più quelli dei bei tempi antichi, che erano quelli degli antichi che stanno parlando. In realtà ci sono delle ottime persone che sono in grado di produrre e di coadiuvare, in qualche modo di irrobustire una ricerca che naturalmente è diretta con professionalità. La parola viaggio è una parola che hai ripetuto più volte, insieme al fatto che si viaggia per andare a vedere i luoghi, e quindi evidentemente chiama la domanda sul viaggio in Occitania, che è questo libro che vi ho fatto vedere, non so se si vede tanto bene, è la tua fatica, dove in qualche modo condensi una parte di questo percorso che è stato diretto ai corsi, al corso all'insegnamento. Uno degli elementi che tu metti in evidenza nella poetica di questi autori, questi scrittori, è il ruolo del paesaggio, no? Il paesaggio che diventa esso stesso non solo scenario delle vicende, ma in qualche modo personaggio. Adesso questo, insomma, così per farla breve, personaggio egli stesso, comunque pieno di sostanza. Ecco, magari ci puoi dire un po' di più di questo libro, che appunto è divulgativo di un alto livello divulgativo, certo, no? Certamente è corredato da tutte le note, tutte le cose utili per una ricerca scientifica, ma effettivamente si lascia leggere anche come dire, non pretende dal lettore competenze specialistiche. In quel senso lì mi sembra un ottimo esempio di divulgazione. Ma dunque, appunto, viaggio, hai ragione, è una parola chiave. Io sono una viaggiatrice, sono una sedentaria viaggiatrice, sono di due cuori. Ma devo andare a viaggiare, devo vedere, perché i luoghi ti parlano, insomma, oltre che i libri, i luoghi, ho dei ricordi di certi luoghi, appunto in questo caso l'Occitania, ma io ho girato il mondo, insomma, suggestivi e che non ti abbandonano. E quindi viaggiando un po' in letteratura e un po' in Occitania veramente, ho prediletto questi 3 autori che continuano a convincermi. Appunto il primo è Darboux o Darbau, spero come dovrei pronunciarlo, che è anche il più antico, e forse rimane il romanzo, La bestia du Barcarès, romanzo più bello, 1926, questa bestia
In effetti, sì, generalizzando, ma lui non lo chiama mai con i termini antichi, un fauno, una sorta di dio Pan che appare in piena Camargue, il Baccaresse è questo grande stagno naturalmente della Camargue, appare ad un mandriano che questi luoghi li conosce, li cura e che naturalmente alleva il bestiame, lo conosce alla perfezione, ma c'è questo incontro tra questo mandriano e questo antico dio della natura, delle bestie, eccetera, eccetera. Dopo un primo momento ovviamente di paura, di terrore, perché questo mandriano, tutto è spostato nel XV secolo, comunque è un cristiano, una persona che ha avuto una educazione cristiana, vede con gli occhi della sua dottrina questa bestia come il demonio. E invece a poco, attraverso un riconoscimento, anche una pietà, ma anche una reverenza, questi due esseri che in fondo hanno a che fare con il paesaggio, si legano di una strana forma di amicizia, così viene detto. Era una maniera per celebrare la Camargue che era effettivamente un paesaggio che cominciava a conoscere forse anche delle forme di cambiamento, la modernità, il disincanto della modernità, e quindi è come fosse il canto del cigno di questo meraviglioso posto. E quindi insomma ho prediletto, ho fatto solo delle sintesi, però insomma siccome mancano le traduzioni come tu sai, perché in italiano si traducono molte cose anche di poco valore, ma della letteratura occitanica non si traduce niente, e allora ho detto facciamo una sintesi ma forniamo queste traduzioni. Anche il secondo autore scelto è un autore molto misterioso, ma molto affascinante, Dulavuet, che ha a che fare soprattutto con Mistral, questo è vero, era il suo maestro, ma compone questo lungo poema, L'Historie du Rei Mort Canavala de Sisu, riprendendo un po' la parabola appunto del poema del Rodano, questo fascino di questo fiume perpetuo e che è in fondo un dio dell'area rodaniana. Ma attraverso Mistral veniva a conoscenza anche di quelle leggende sulle barche dei morti che noi che studiamo il Medioevo conosciamo attraverso Gervasio di Tilbury, gli Ossa Imperialia, e che appunto alla Rodano si affidassero i corpi dei paladini della fede in una sorta di, non lo so, di botti, quindi si parla di botti o comunque di contenitori che potevano flottare ovviamente, botti che venivano affidate alla corrente e un po' per la corrente, forse un po' per volere divino, arrivavano agli Aliscans e lì avevano una degna così sepoltura. E queste sono le leggende che lui riprende però declinando intanto in una nottata questo flottare di questo re che è già morto all'inizio del poema e depone tutte le insegne della sua regalità, viene portato in un maniero dove viene imbalsamato, ma appunto quasi con un gusto, come se fosse eviscerato, come un porco, se ne fa una sorta di vivanda, e io ho detto quasi d'Eucaristia. E poi viene affidato di nuovo alla corrente e man mano in questa notte recupera sul far del giorno ed arrivando agli Aliscans di nuovo una regalità superiore, ecco, di quella terrena. Molto bella, fra l'altro nel frattempo ho conosciuto anche Arlette Delavuet, persona meravigliosa, sono andata a vedere la casa di loro, che sono case naturalmente d'artiste censite, protette, Loubaix-les-Verts, meraviglioso, e anche quello mi ha parlato, una giornata veramente stupenda. Il terzo autore è vivo, è verde,
ed è Gagnaire, Jean Gagnaire. Siamo andati a trovare anche lui, funestiamo, diciamo, tutte le aree tra la Provenza, il Limousin, Périgord vert, e lo avevo conosciuto proprio ad Ostana, per il vero. Poi l'ho invitato a Ferrara. Molto affascinante la sua relazione, perché il macabro, poi un grande intrattenitore. Da lì, per esempio, una ragazza che assisteva mi ha chiesto la tesi immediatamente su di lui. Ho dato diverse tesi, insomma è un autore che parla, un autore grande, tanto è vero che Fausta Garavini, in un altro libro fondamentale, ora facciamo insomma, questo numero di paragone, uscito nel 2015, è un anno veramente decisivo, insomma, faceva una presentazione e antologia degli scrittori del Novecento, e mette anche lui, che è uno scrittore di racconti, di romanzi e ultimamente anche di polizieschi. Poi parleremo Magari della torneremo nostra ancora su liaison. questo. Sì, è un autore decisamente affascinante, e di lui ho scelto un romanzo neomedievale, Ludavier das Lobaterras, parla di una maledizione, la maledizione delle Véron, cioè dire dell'uomo lupo, ambientato però nel XII secolo, in una Merland che io ho visto, il priorato di Merland, perché lui mi ci ha portato, e anche lì, insomma, è un incanto vedere questo posto che ha ispirato, questo posto e questo capitello che lui mi ha detto ha ispirato questa storia appunto di uomini e bestie riunite in una commistione ora aggressiva, ora forse di riconoscimento, questo limite fra uomo e lupo, uomo e bestia non è così definito. E allora questo romanzo appunto parla di questo, un'amicizia che comincia, ma uno dei due sente riaffiorare questa sua maledizione, che è quella poi di sviluppare questa natura ferina. Bellissimo. E l'ultimo invece è un racconto, Lucendareu das Genebres, tratto da un bel libro, Le Viage Aquitaine, ed è un libro anche questo di una maledizione, per il vero, ha dei toni gotici, di una storia malsana fra un medico ed un paziente particolare, ed è veramente bello. E quindi, insomma, scelte di cuore, ecco, scelte di cuore, ma anche di gusto, a parer mio. I miei ragazzi, forse fingendo, insomma, lo apprezzano, dicono che piace molto, ma i professori vanno blanditi, quindi non lo so se sono sinceri, però questo libro è un libro che secondo me ha un suo fascino, insomma. Grazie. Ecco, come vedete, come dire, la professoressa ha menzionato una serie di autori che sicuramente per i più sono assolutamente ignoti, no? Evidentemente. La nostra idea della letteratura in occitano, beh, chiaramente si lega ai trovatori, che insomma sono quello che sono per la storia europea. I più informati conoscono Mistral, i più arditi magari si azzardano anche a leggerlo e rischiano di essere un po' delusi, almeno io sono stato un po' deluso, perché effettivamente non è tutto... però esiste anche altro, ed esiste altro molto vitale, molto, molto interessante, come ci ha appunto raccontato. E sui toni gotici, da un lato, e anche se non è toni gotici, però l'idea del malsano mi ha fatto venire in mente il tema del centro poi di questa nostra chiacchierata, perché da tutto questo sfondo noi arriviamo a un altro autore, che è Max Rouquet, che è un grande autore del Novecento occitano, un autore peraltro che, di nuovo, la questione del paesaggio diventa di nuovo importante, basta leggere i poemetti di Ver Paradis per capire quanto è pregnante la situazione, ma non si tratta di Ver Paradis, ma della Cerca de Pendaries. Allora, questo romanzo che è, come dire,
ahimè, particolarmente adatto alla questione, perché è un romanzo che riguarda, che racconta in un modo molto personale la peste di Montpellier, e, come dire, tu l'hai tirato fuori dal cilindro, una traduzione anche qua avviata, una traduzione che nasce in un progetto di tesi, ma poi evidentemente è stata ripresa dal principio da te, e magari, come dire, si può chiacchierare di questo libro, che è un libro particolare, sicuramente affascinante, sicuramente, ecco, non leggero, non leggero da leggere, però con una lingua anche molto, molto bella, molto, molto limpida e molto evocativa, come è la lingua di Max Lucchetta. Ecco. Come sei arrivata a lui? Appunto, allora, avevo in questa biblioteca così sofferta, ma insomma ora molto nutrita, avevo comperato proprio per la biblioteca di lettere sia la versione occitana, che è la prima, la Cerca de Pendaries, sia la sua autotraduzione, quindi le avevo prese anche perché non è facile per gli autori occitani avere tutti e due. Per esempio, pensando naturalmente di affidare delle tesi, il francese purtroppo è lingua ponte, insomma, molti sono francesisti e quindi insomma li devo portare verso l'occitano attraverso il francese. E quindi questi due libri c'erano. Max Lucchetta è un autore immenso e quindi mi metteva a soggezione, dico la verità. È un autore anche molto complesso e quindi non l'avevo mai affrontato, soprattutto scortando una tesi. E si è rivelato ancora più complesso di quello che poteva sembrare, capito? Però l'occasione sciagurata di questa nuova pandemia mi ha convinto a insomma, superare le mie remore e ritradurre i capitoli della peste a partire dell'occitano. Da lì bisogna partire, perché è vero che il francese, abbiamo anche visto insieme, no? Il francese viene dalla autotraduzione, però, e questo l'avevo osservato anche nel caso dell'autotraduzione della Bestia du Baccarès, ci sono delle differenze e comunque le lingue parlano con strutture differenti. E allora appunto ho pensato che fosse appropriato tradurre questi capitoli. Ovviamente tutto il libro parla della peste, però naturalmente, siccome è concepito come un diario intimo di questo medico che a metà del Cinquecento vive la sua condizione di ricercatore, la cerca è proprio la ricerca, di ricercatore con tutti i limiti la difficoltà, e le difficoltà che la medicina incontrava all'epoca. Per esempio lui è un chirurgo e deve basare la sua scienza sull'anatomia, ma la dissezione dei cadaveri era molto contingentata, sia per ragioni igieniche che per ragioni naturalmente religiose, per cui già la storia comincia affrescando così, da una parte la scuola medica di Montpellier. Va detto anche che non solo era una scuola molto famosa nel Medioevo, nel tardo Medioevo, e quindi meritava veramente un affresco particolare. Lo stesso Max Lucchetta era medico e aveva studiato in quella scuola, quindi suona anche come un doppio omaggio. Ma questa sua competenza medica sicuramente sarà stata messa al servizio della formazione e della concertazione di questo romanzo, se lo possiamo chiamare così, della vecchiaia, perché Max Lucchetta era del 1908 e questo romanzo bello, intimo, meditativo, esce nel 96. E quindi si può immaginare così questa vicenda, quindi varie cose legate a Montpellier. L'ultima, ma non so se è l'ultima, e forse non l'ho messa nel dossier, mi è capitato di rileggerla oggi. Nel 1918 la madre di Rouquette muore di spagnola.
E c'è sul sito, un sito molto bello di Rouquette, che voi conoscete, una parte in cui il poeta affida appunto il suo dolore, il suo ricordo, e cita questa epidemia come una peste alla maniera del Medioevo proprio, usa un aggettivo e dice appunto che questa morte, lui aveva 10 anni, lo lasciò ovviamente disperato, sconcertato, e che poi dunque per tutta la vita si rifugiò nell'immaginazione quasi per medicare questo evento. Allora, noi sappiamo, perché abbiamo studiato, che non si può sempre travasare la biografia nelle opere, che le opere parlano da sole, però insomma una persona a cui muore la madre di Spagnola, che chiama peste questo evento, e che poi fa il medico scolastico, si occupava di igiene pubblica, come posso dire, insomma, questa è qualcosa che lo accompagna tutta la vita, sia come competenza sia come aspetto emotivo. Fra l'altro, nella Cerca de Pendaries si parla della morte della moglie, in questo caso del medico, la moglie incinta di 5 mesi che viene presa dalla peste, e che lui, naturalmente, pur amandola, ma essendo un medico, disseziona, prende la decisione di dissezionare, vivendo poi tutto il travaglio naturalmente della sua scelta. Però insomma la cerca, questa sete di sapere lo accompagna fino da ultimo, perché il libro si chiude un po' in dileguo su una sua malattia, che non si sa se sia peste o vaiolo, perché i caratteri sono equivoci, non univoci. E lui dice: va bene, morirò, insomma il morto non ha scelta, la morte insomma sceglie chi portarsi via, ma io da medico vorrei sapere perché. Ecco, quindi fino da ultimo la sua domanda principale della sua vita è sapere perché si fa le cose. Poi naturalmente ci sono altri capitoli legati a Rabelais. Per forza, Rabelais naturalmente si formò a questa scuola, e viene rammentato Nostradamus, ma soprattutto Rondelet, è un grande professore che muore nel 1566, quindi le datazioni interne sono abbastanza labili, però queste sono date certe. Ed altre cose, perché lui era appassionato di i libri di ragione, no? Cioè dire i libri di conti, quei libri che ogni capofamiglia faceva e redigeva appunto con un fare e uno stile pacato, no? Registrando non solo i conti materiali, ma anche tutta questa vita minuta che si svolgeva nella quotidianità. E forse questo suo periodare che abbiamo notato, no? Pausato, calmo, metodico, e che a noi fa anche un effetto un po' di angoscioso, in effetti è naturalmente una scelta stilistica, ma sarà anche una forma, ecco, di diario, ecco, che riprende modalità antiche. E poi chissà quante altre cose. Qui naturalmente avrà studiato, insomma, la storia medica, perché ci sono allusioni alle spezie e alle speziali, e naturalmente a Montpellier era importante anche per questo aspetto, all'astrologia, insomma Nostradamus era insomma, tristemente famoso per questo aspetto, però vi si dice, se è vero che un bravo medico deve essere anche astrologo, allora bisogna pensare che anche gli astri influiscano sulle malattie, insomma, e quindi è chiaro che o per colorire o per evocare ancora delle credenze dell'epoca si affresca una situazione ancora
come si potrebbe dire, interlocutoria di questa medicina imperfetta. E pagine molto belle però sono legate proprio a questo rigore morale che vede nei medici compromessi con la menzogna, anche con i governatori che negano la gravità della peste perché non sanno come controllarla, i medici stessi che fanno intendere di avere dei rimedi e invece non sanno assolutamente nulla delle cause. Dice la nostra disciplina soffre del male scolastico, infatti dice è buona soltanto a definire i fenomeni appunto tipici, non tipici, equivoci, però poi non ha dei rimedi, no? E poi ci sono ovviamente i ciarlatani, gli elisir, le false speranze, le illusioni, e poi le storture, la diffidenza che la paura infonde alle persone, per cui dice l'abbraccio di un figlio, di una madre, dell'innamorato può celare la morte, tutte sensazioni che forse abbiamo anche avuto in questo isolamento, no? Ma infatti, Quindi, mi ricordo che quando abbiamo iniziato a parlare di queste, come dire, mi hai fatto vedere la tua traduzione e, come dire, da un lato, ovviamente tutto quello che stai dicendo, anche questa attenzione anche al dettaglio, perché è vero che lui è essenziale, ma i dettagli non lo sono altrettanto in qualche modo, cioè si capisce che conosce la realtà, l'esperienza da medico, conosce il problema della ricerca, della debolezza dell'uomo di scienza di fronte all'ignoto, ma conosce anche il periodo, il contesto storico e è trattato con molta misura e molta pertinenza. Ma la cosa che era un po' agghiacciante è che questo testo scritto a fine Novecento, insomma, con riferimento a una situazione di metà del Cinquecento, fosse così attuale, perché tutta una serie di cose evidentemente non sono più pertinenti, ma alcuni motivi generali che pertengono evidentemente alla natura dell'uomo, la paura, la gestione della difficoltà della gestione del pubblico, che appunto un po' sa, un po' inventa, un po' mente, sapendo di mentire, sono cose che adesso magari le viviamo un po' più serenamente, ma anche un mese fa eravamo un po' nel pieno della questione, quindi insomma sembrava tragicamente pertinente. Vero. Quindi insomma la traduzione è avviata e si spera di poterlo dare, come no? Poterlo dare a un pubblico italiano, magari sarebbe bello anche con un testo a fronte. Certo, lì c'è tutto il problema del francese che varrebbe poi la pena di approfondire ulteriormente, perché questi benedetti autori che traducono se stessi poi, come dire, sono tutte e due sempre loro, ma non sempre è così. Infatti abbiamo visto quando ci siamo confrontati che giustamente tu dicevi ma gli Atlanti danno questo, sì, però poi la traduzione di Rouquette fa una scelta, ci scarta, forse perché un testo non è mai la somma esatta delle sue parti e quindi dobbiamo rispettare, però anche noi esitiamo, no? Perché la traduzione ci chiamerebbe, l'Atlante, il dizionario ci chiamerebbe a delle scelte, poi vediamo la versione. E questo è ancora più divaricato, ti dicevo, in Darboux, perché ci sono veramente delle scelte redazionali molto differenti. E infatti avevo avviato uno studio che, vabbè, come tante cose poi accantoni, perché insomma era interessante capire se era una necessità delle due lingue che funzionano effettivamente, la sintassi occitana e francese funziona in maniera molto differente, insomma, ed è interessante anche questo dialogo tra le due versioni, che sicuramente andrà affrontato se andiamo in fondo anche a questo bel libro. E comunque, come ti ripeto, le traduzioni necessitano traduzioni naturalmente con introduzione, note, quelle traduzioni che accompagnano o lo studente o la persona che non è introdotta a capire il perché delle cose. Tanto è vero che nel caso, ora non ti voglio togliere la parola, ma nel caso di questa traduzione che ti ho fatto vedere, ma io ti sto traviando, infatti sono la traviata
Dice, e a mia volta, di Bautres che mi avesse tuada, no? Questo nero, questo noir, ecco, di Gagnaire. Ho esitato a lungo, che ho tradotto in questo tempo e che ho fatto vedere anche a Matteo, scusate, per competenza. Ho esitato a lungo se dargli una vita di carattere di letteratura ingenua, scusate, bevo un attimo, vi avevo annunciato che la mia voce mi sta abbandonando, e che naturalmente sarebbe auspicabile, cioè dire Gagnaire ha scritto una serie organica di 7, ne sta scrivendo un altro, ora puntate, Polar, come lo vogliamo chiamare. E quindi immaginando quindi un Darnaud Guillem che è un investigatore molto umano, con dei problemi fisici, psicologici, è un perdente, ma questo fa un po' parte anche un po' del genere, e la sua squadra. E certo, se facesse fortuna in una collana così di lettura ingenua sarebbe bene per l'autore, noi non ci arricchiamo sicuramente, però resta fuori dalla traduzione in sé per sé. È tutto un mondo di capito, non solo di lingua, di lessico, ma un mondo che va annotato, altrimenti si appiattisce tutto. L'ambientazione è fantastica ed è una Maraval, naturalmente, dove si parla solo occitano. Ricordo che Gagnaire rifiuta, sempre rifiutato il francese come lingua così di spalla delle sue prose. E anche quindi i suoi personaggi parlano solo occitano. E anche qui ha un sapore la lingua che va, non so, va spiegato, non so se dipende dal fatto che è un autore, quindi usa la lingua in maniera artistica, viva Dio, o se comunque questa lingua che è anche un po' differente, anche un po' difficile, si organizza in una certa maniera. Insomma, io ho messo insieme un bagaglio di note che a me sembra che arricchisca questo romanzo poliziesco. E quindi preferirei, come sto avviandolo, allo stesso editore de Viaggio in Occitania, che lo metterebbe su una cosa che a tutti noi fa gola, una collana, testo a fronte. E il testo a fronte significa che intanto con la traduzione non si eclissa il testo che parla, che c'è, insomma. Poi ci consente le note, un'introduzione, cioè tutto quel commentario che secondo me, almeno come primo, non saprei, ma insomma come primo campione della serie potrebbe servire molto. Ecco, io spero che questa cosa si faccia, ma è avviata per il sì. Si chiama Bautres che m'avestuada. Qui il macabro, ma qui ci sta bene il macabro naturalmente, ma lui naturalmente essendo medico diffonde questo suo senso del macabro, anche vissuto, perché in un racconto molto bello tradotto ancora una volta da Fausta Garavini, in parte su Paragone appunto, parla proprio di un gruppo di persone che vanno a ripescare in un obitorio il corpo di un amico, ed è un'esperienza orrenda, insomma, visiva, olfattiva, tutti questi morti che flottano in questo liquido di conservazione. E proprio a Ostana lui mi disse, ci eravamo appena conosciuti, mi disse: quel racconto mi ha liberato da un incubo, cioè a dire della mia esperienza di studente di medicina,
A quei tempi, lui ha studiato a Bordeaux, e a quei tempi, lui del 1941, quindi facciamo i nostri calcoli, dovevamo andare a pescarci un corpo per fare esercitazioni. Mi ha detto la via, io sono andata perché volevo ritrovarlo, questo posto, e dice: questo racconto è stato catartico per liberarmi di quell'incubo. E in Wouter che m'avesse tuada, che lui confessa che sia un caso vero, ma un caso diciamo clinico, che gli è stato confessato da una sua vecchia paziente. E questo però mi fa pena, perché io in fondo sono non una sentimentale, che non è, però sono un'emotiva, e questo racconto che lui mi fece a Ferrara, si prendeva un caffè, di questa donna che aveva ricevuto un torto, ora non voglio dire tutta la storia, da parte dei medici, quindi un caso di mala sanità, e che aveva vissuto una vita grama, terribile, senza poter aver figli, e che aveva poi scoperto il perché, ecco. Non so, forse questo fatto, ho deciso allora forse che un giorno l'avrei tradotto. E infatti è il terzo della serie, però mi ha portato verso questo caso, che è naturalmente appassionante. Lui dice, in un testo, dice: dovevo pur vendicare questa vecchia signora, l'ha fatto per lei, insomma, di fare insomma un po' strage di medici. Che lui forse conosce e non ama così tanto, della classe medica. Insomma, vedete, Rouquet medico, e Gagnaire medico, insomma, dobbiamo riflettere anche sulle coincidenze significative, no? Ti ringrazio, con questo hai risposto anche a quella che sarebbe stata la mia ultima domanda, cioè i progetti futuri, no? Questo. Che questo è sicuramente un progetto ambizioso, interessante. Sulla lingua ci sarà interessante ragionare soprattutto sul tipo di rapporto che uno scrittore di area occitana sicuramente, ma periferico nell'ambito occitano, limosino, quindi settentrionale, scrive in una lingua che di fatto parlano in pochi, e certamente quando la parlano non la parlano una lingua letteraria, come la sua comunque è. E quindi questa difficoltà, questa sorta di straniamento inevitabilmente c'è a più piani, e il lettore italiano è semplicemente a un piano ancora più in là. Ma vedo che dopo l'invito a porre delle domande dal pubblico, qualcuno ha, che però vediamo anonimo, no, sì, ecco, mi ha rimandato il premio Stana. Ah no, ecco, lo vedo anche ricollegato, no, è Andrea Giraudo. Andrea Giraudo, dell'Università di Torino, anzi Siena, anche, insomma, filologo anche lui, e lui chiede: ricollegandomi agli accenni alle leggende di lunga durata, come quella dei paladini della fede affidati a Rodano, vorrei domandare se la letteratura occitanica contemporanea dialoga in che modo con i prodotti e gli autori della letteratura occitanica medievale, nello specifico a livello di temi, suggestioni ed eventuali altri tipi di eredità. Grazie. Ma sì, naturalmente lo fa. Allora, premetto, questa è una domanda più che legittima, premetto che io ho scelto un poliziesco proprio perché per l'idea di un pochino di svecchiare quest'idea della costola, come si può dire, della tradizione, che naturalmente è legittima, e l'ho percorsa anch'io, però è chiaro che a questo punto, dopo aver macinato un po' di testi, in gran parte trovadorici, non so, mi ricrea più il poliziesco, capitemi, ecco, fra tanti generi che la letteratura occitanica frequenta, ed è bello, ed è anche un segno della sua vitalità, il fatto che si misuri con generi differenti, però questa domanda era dovuta. Allora, quando vi dicevo che io mi sono spostata sul contemporaneo, non so come, io non lo so, o perdo la memoria o ho delle forme medianiche di approccio ai temi, proprio mi sono avvicinata, e voi sapete, o almeno te probabilmente l'hai letto, a quelli che ho definito troubadour de l'unciur, insomma i vostri trovatori
delle vostre ballate. E quindi li ho chiamati troubadour appunto perché in fondo anche loro questo senso di appartenenza lo tributano in primis alla loro la grande stagione trovatorica, è ovvio, naturalmente, anche se poi Mistral è l'altro maestro a cui si rifanno, e questo è naturale anche questo. Anche se è un maestro ingombrante, per cui anche nella grande Occitania ci sono delle forme di ribellione, e beh, questo è naturale, naturalmente, con i maestri. E allora studiai proprio in occasione di un convegno sulle minoranze linguistiche che organizzai a Ferrara nel 2015, proprio questi trovatori, questi poeti, ora li chiamo ancora trovatori, che sono Antonio Bodrero, voi le conoscete meglio di me, immagino, ma vi assicuro che da queste parti ho comprato quel bellissimo libro, per fortuna, della Bonpiani, sull'opera poetica occitana. Ce l'hai te, Costi? Bene, bene, bene. La pubblicità, gli altri però no. Ho invitato, sì, ho invitato anche il curatore a parlarne. Sì, insomma, tutta una serie di inviti che vanno fatti perché i ragazzi devono conoscere anche gli autori. E poi naturalmente anche Claudio Salvagno, e poi fra i troubadour dell'Unciuro però ho messo insieme un'altra piccola patria romanza, cioè a dire il Friuli, quindi una poetessa friulana, che ora, insomma, naturalmente ora non ne parliamo, e ho proprio cercato di rintracciare nelle loro opere i lacerti, le citazioni, i lacerti o comunque quelle riprese che fossero più o meno riconoscibili, a partire dai trovatori soprattutto, ecco. E allora direi più in Salvagno, che pure ha una poesia che sembra più sciolta, più moderna, più scavata, ecco. Se dovessi dirti una messe maggiore di trovatori fra l'Emperi dell'Ombra e l'Autra Armata, forse li ho trovati più in Claudio Salvagno, scusate, che non in Antonio Bodrero. Antonio Bodrero, naturalmente avevo ripreso Miraie dalle vette, specchi allodole. Quando si parla di allodole, insomma, è chiaro che noi pensiamo ad una ripresa esplicita di Bernard de Ventador. E lo è infatti, specchi allodole, ecco, luce delle luci. Le allodole vanno su a beccare i raggi e credendo il sole un grande specchio vi si fiondano dentro ridendo. Ma il Signore, il cantore che gioca, 3 volte uguale e uno e senza fine, dietro il suo specchio limpido ride. È chiaro che lo specchio e il volo ascensionale, questi raggi, non possono ricordare a noi la Lodola e la sua fortuna, naturalmente, Dante e via discorrendo, di Bernard de Ventador. Però sì, cioè, naturalmente questa è una ripresa, però nella ricchezza e nella grande, cioè in una lingua ricchissima e piena di componenti della poesia occitana di Barbutoni, come si chiama, Barbutoni Boudrie, insomma, non ne ho trovate a sufficienza, ma non è un male, nel senso che quello che volevo scongiurare è che siano degli epigoni, cioè non auguro a questi trovatori di essere degli epigoni, insomma, è molto malinconico. Ma non lo è neppure il modo con cui Claudio Salvagno riprende i suoi trovatori, per esempio, per carità, la più famosa è Telefonate da Tripoli, non so se l'hai mai letta, è molto bella ed è stata infatti antologizzata anche in Grains of Gold, ecco, quell'antologia. Un gioco di rimandi con Geoffrey Rodel. Esatto, è un gioco di rimandi di Geoffrey Rudel,
E lì qui è esplicito, Jean-Pierre Rudel, de Blaia, si fa mon gentilshom e naturalmente anche alla Vida. Però c'è anche Peire Vidal, Ablalen tira vas nos l'aire, e quindi con piccola variante. E poi la Sestina di Dante, al poco giorno, ora non mi viene, al poco giorno, al Gran Cerchio d'Ombra, e la parola chiave sempre nel peri dell'ombra, ombra. Al Resplan la Forza Inversa, e poi questa chiusa che dice vado, e un fermo volere nel cuore entra, come un cantare, vado, che è di nuovo settembre. Come senti è moderno, ecco, però naturalmente se si dice un fermo volere, insomma, noi le orecchie, vero, È molto interessante. Claudio Salvagno ha proprio degli innesti quasi di versi interi che però in qualche modo lui proprio li rivitalizza, pur mantenendoli interi, però in un tessuto poi di un dettato completamente diverso. Quindi per esempio Ara Novè Lusir Soleil, cioè c'è un incipit Ara Novè Lusir Soleil, quindi tutto sommato è intessuta questa poesia e quindi è molto bella. Anche l'Altra Armada, insomma sono veramente da studiare e da rivalutare questi, o comunque da far conoscere. Io ho fatto dei corsi a partire da questi trovatori, ho ricostruito per i miei studenti tutte le citazioni, cioè come se fosse una mappa, no? Ho decrittato le citazioni e naturalmente le ho ricostruito i testi originali, no? E quindi è un modo un po' diverso per coniugare passato e presente senza sacrificare l'uno o l'altro. Poi naturalmente i trovatori è una realtà che ha costituito anche una querelle fra gli stessi poeti, a cui ha partecipato naturalmente, o scrittori, a cui ha partecipato anche Max Rouquet, quindi tra coloro che li venerano e coloro che invece le rigettano, perché le ritenevano naturalmente, soprattutto a metà del Novecento, insomma. Basta così? Chiudo che il tempo si avvicina alla chiusura. Mi informano per l'appunto che la Notte Occitana continua sul sito www.premiostana.it, ma la comunicazione in generale sui social è stata talmente eccellente che non farete a trovare altre informazioni. Se ci sono domande comunque possiamo raccogliere e poi eventualmente magari pensare a una risposta collettiva. Io ti ringrazio moltissimo per questa introduzione, questa mirabolante panoramica che ha attraversato l'Occitania dalla Provenza in lingua d'oc fino per concludersi nelle nostre vallate. Avete tutti potuto apprezzare l'entusiasmo con il quale ce ne ha parlato, un entusiasmo di quegli entusiasmi importanti che si fondano sulla conoscenza e sulla competenza, con lo sguardo scientifico di quella scienza del cuore, come diceva Sciascia parlando del suo occhio di capra. In realtà qua non c'è solo la scienza del cuore, c'è la scienza dello studio che permette di fare queste mappe. Un giorno me la farai vedere questa mappa delle citazioni di Salvagno, perché è molto interessante. Salvagno è un lettore, è stato un lettore onnivoro che in qualche modo ha messo tutto in un calderone, centrifugato e tirato fuori qualche cosa di meravigliosamente vitale e ha reso possibile, ha rivitalizzato in qualche modo una lingua periferia che pochi hanno usato per produrre arte e dire verità, altre dire bellezza, e lui ci è riuscito. Quindi con questo concludiamo la nostra serata. Ti ringrazio ancora moltissimo, ringrazio il Premio Stana per averci ospitate, per continuare imperterriti, pandemia nonostante, a essere luogo di incontro di lingue e culture nel mondo, e tutti i mondi, anche il nostro. Grazie ancora. Bene, grazie a voi. Vi ringrazio tantissimo, penso che
dovremmo ingaggiarvi per fare altre conversazioni, perché abbiamo avuto un'esperienza molto interessante con Maria Soresina, in cui abbiamo fatto un ciclo, no, sulla questione dei catari, che tradotto tra l'altro anche in inglese, che è stato visto e continua ad essere visto da moltissime persone. Io penso che un ciclo sulla letteratura occitana che faccia conoscere appunto in Italia questi argomenti potrebbe essere veramente molto interessante, dato che adesso col Premio Stauda ci siamo lanciati per vedere se questi mezzi ci funzionano, e comunque abbiamo un sito dove la Ciambro Doc ospita già parecchio materiale di letteratura, ospita le tesi degli allievi di Monica Longobardi, e c'è una collaborazione costante con Matteo Rivoira. Io penso che in futuro potremo veramente lavorarci su, perché in Italia abbiamo bisogno anche noi, no, di far conoscere queste cose importanti.